Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Alessandro Ciciliot del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Vi presento oggi quello che è il nostro progetto sulla filiera suinicola, che è Italico, appunto. Il maiale è nato e allevato in Italia nella filiera del San Daniele. Allora, inizio brevemente inquadrando la situazione per spiegarvi da dove è partito questo progetto. Questo è un grafico che penso che abbiamo visto tutti ed è quello che pensa l'Unione Europea e il mondo intero quando si riferisce all'allevamento italiano, ovvero una comparazione di consumi di antimicrobici sulle specie utilizzate in allevamento. Quindi, per quanto riguarda il consumo di antimicrobici, l'Italia in Europa si piazza al penultimo posto dopo Cipro, e vediamo anche che c'è una crescita nel 2014 della Spagna. Questi sono dati ufficiali EFSA e ECDC ed EMA, quindi enti autorevolissimi che, tra virgolette, condannano la produzione italiana. In particolare ci siamo chiesti cosa possiamo fare sui suini. Questo dal punto di vista dell'immagine esterna e dal punto di vista dell'antimicrobico resistenza, che tutti noi conosciamo essere un problema reale, urgente e molto pericoloso anche per la salute stessa degli allevatori. Altri motivi: vediamo la carne italiana è minacciata da competitors europei. Abbiamo visto una crescita della produzione in Spagna che è arrivata a produrre, se non sbaglio, il 170% del consumo interno, quindi molto improntato verso l'export. Si registra un'instabilità della filiera, infatti le fluttuazioni continue di prezzi sia dei suini grassi da macello che delle cosce fresche DOP si ripercuotono anche sui trasformatori e anche sul prosciutto di San Daniele. Adesso, in questo momento, vediamo che le cosce stanno calando di prezzo. È vero, da una parte avremo una ripresa della redditività dei prosciuttifici, dell'attività di trasformazione, ma dall'altro canto subiremo una svalutazione dei magazzini che potrebbe ripercuotersi in modo molto negativo sulla filiera. Poi abbiamo quello che è l'aspetto più evidente all'ordine del giorno, cioè i continui attacchi da parte di animalisti piuttosto che associazioni animaliste sugli allevamenti italiani e in particolare sul benessere animale. Ultimo punto, abbiamo anche pressioni da parte dell'Unione Europea, che spinge sempre di più la normativa sul benessere animale. Abbiamo visto l'anno scorso il richiamo sul taglio delle code, che penso qua tutti conosciamo. Gli obiettivi sono molto chiari, quelli del progetto Italico, e sono due. Il primo è quello di valorizzare l'intera carcassa del suino italiano e quindi valorizzare la filiera italiana, e la seconda è avere un miglioramento reale delle pratiche di allevamento. Cosa fondamentale è la larga scala, cioè il prosciutto di San Daniele conosce molto bene alcune realtà che sono eccellenze in ambito nazionale, che magari riescono a fare la filiera completamente antibiotic free, ma difficilmente, se non impossibile, applicarlo su larga scala. Quello che ci siamo ripromessi è di creare un progetto che possa essere applicabile a un grande numero di allevamenti e quindi verosimilmente a tutta la filiera DOP, che, come ben sapete, conta quasi 8 milioni di suini. Come? E qui arriviamo al dunque. Il primo step per noi è stato l'adesione al progetto Classifarm del Ministero della Salute e dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Di questo magari vi parlerò un po' più avanti. Il secondo punto di traino per il San Daniele è proprio l'utilizzo di questo marchio, noto a tutti, penso, prosciutto di San Daniele, e testimone dell'eccellenza italiana. Applicarlo sulle carni fresche potrebbe essere un grosso punto di traino per lanciare il progetto e rivenderlo sulla distribuzione di carni fresche. Terzo punto d'arrivo, che al momento sembra molto lontano, ma speriamo che diverrà realtà sul lungo termine, è rendere la partecipazione al progetto Italico un requisito per tutti i fornitori del San Daniele.
Inquadrata la situazione, Italico nel 2015 prende vita grazie al sostegno di Coldiretti, che fin da subito ha assicurato il proprio appoggio a questo progetto e lo definisce tuttora l'unico progetto a livello nazionale di miglioramento, di evoluzione su la filiera suinicola. ANAS, che ci ha dato una grande mano sia per individuare, qui abbiamo l'associazione allevatori Friuli Venezia Giulia, questo è il paragone esatto, l'analogo a livello nazionale sui suini, che ci ha aiutati nella stesura del disciplinare, anche perché noi come consorzio chiaramente non possiamo conoscere effettivamente le realtà che interessano agli allevatori e le prospettive di crescita. Terzo partner è OPAS, una cooperativa di produttori che non si trova in Friuli effettivamente, gestisce il macello di Italcarni, ex Italcarni anzi, di Carpi, e opera già da diversi anni con grandi risultati, soprattutto di miglioramento su questi ambiti di benessere animale e biosicurezza in allevamento. Partner fondamentale invece è l'Istituto Zooprofilattico di Brescia, che in questa prima fase sta attualmente facendo il lavoro di rilevamento dati in allevamento. Ci siamo appoggiati appunto, dicevo, al progetto Classifarm. Qui trovate un indirizzo dove sono state pubblicate le checklist utilizzate dal Classifarm, che vuol dire che i veterinari, quando accedono all'allevamento, vanno a rilevare il benessere animale secondo alcune checklist. Sembra una cosa banale, in realtà è complicatissima, sia dal punto di vista del Ministero, che deve definire scientificamente delle checklist ufficiali per valutare il benessere animale. Sappiamo che il benessere animale è un concetto difficilmente quantificabile. Ci stanno provando, al momento le checklist sono in versione bozza, ma sono consultabili, sono pubbliche, quindi chiunque, qualsiasi allevatore può vedere in base a che cosa verrà valutato. C'è il modello Cremba, che forse avete già visto anche sulle confezioni al supermercato, di carne fresca bovina e di benessere per le bovine da latte. E ultima cosa, il progetto Classifarm è stato adottato ufficialmente dal Ministero come sistema di valutazione per il benessere e per il rischio taglio coda, che è la checklist che l'anno scorso tutti gli allevamenti hanno dovuto compilare, o in autonomia tramite il veterinario, o tramite il veterinario aziendale o direttamente tramite i veterinari di Itzler. Passiamo a che punto siamo del progetto Italico. Parte addirittura dal 2015, ma se ne parlava già da alcuni anni, come il consorzio dovesse prendere parte in qualche modo alla filiera suinicola, proprio perché il prosciutto di San Daniele non può prescindere da quella che è la filiera che lo supporta. Ed è anche per questo che il consorzio ha fatto un grosso investimento su questo progetto per finanziare i veterinari che andassero poi negli allevamenti. Vediamo che in estate 2016 sono state raccolte adesioni assolutamente volontarie e vi dico che ci sono 39 aziende aderenti in questo momento su 128 siti produttivi, che sono principalmente quelli dell'area di Modena, Brescia, Mantova, Cremona, ma anche Veneto piuttosto che Piemonte. In Friuli per il momento no, in effetti, ma speriamo di ampliarlo in futuro, per un totale di oltre sicuramente 800.000 suini. Quindi si parla veramente di un primo progetto su larga scala. Per il momento abbiamo limitato il numero di siti produttivi a questi, quindi per il momento è chiusa l'entrata al progetto, proprio perché vogliamo vedere come procederà prima di andare avanti. Nel secondo semestre del 2017 si è chiuso il primo rilevamento in azienda, di cui tra poco andiamo a vedere i risultati, e adesso è in corso il secondo rilevamento, proprio per andare a verificare quali sono stati i miglioramenti e dove dobbiamo ancora migliorare. Adesso passo brevemente a descrivere i dati che abbiamo raccolto, qui non mi dilungo tanto, così poi andiamo avanti con le altre presentazioni.
Primo tra tutti il consumo di antimicrobici, che appunto si riferisce alla prima tabella che abbiamo visto, dove l'Italia era in condizioni drammatiche. Vediamo che effettivamente non è proprio così. La mediana di DDD, che vuol dire Defined Daily Dose, cioè i giorni di trattamento all'anno, quindi un suino mediamente è stato sottoposto negli allevamenti di Italico a circa 11 giornate di trattamento di antimicrobico all'anno. Vediamo dal grafico sotto che mostra la distribuzione che ben 3/4 degli allevamenti stanno sotto le 20 DDD. Questo vuol dire che se riusciamo a mettere a posto l'ultimo quartile degli allevamenti, cioè questa parte di qua, avremo un miglioramento sulla quantità netta di consumo di antimicrobici molto alto. Dato rilevante, che non è riportato nella presentazione, è che oltre il 90% dei trattamenti sono trattamenti di massa e solo il 10% di iniettabili. Anche qui, intervenendo con un'informazione dell'allevatore e con molte buone pratiche, trasmettendo queste buone pratiche, crediamo che ci saranno ampi margini di sviluppo per migliorare il risultato sul consumo di antimicrobici. Vediamo adesso gli antimicrobici critici, che sono quelli che dall'OMS e dall'EMA sono considerati proprio fondamentali, proprio perché usati anche in medicina umana. Qui il dato riferisce a quanti allevamenti l'hanno utilizzati nel corso degli anni. Vediamo che il numero sta calando, soprattutto per quanto riguarda le polimixine, cioè la colistina, e il nostro obiettivo sarà quello di eliminarli completamente dall'utilizzo. Questi antimicrobici sono spesso sostituibili, a volte vengono utilizzati un po' così, perché ci sono questo tipo di pensiero, no? Ho sempre fatto così, piuttosto che l'altra volta ho utilizzato questo e ha funzionato. Diciamo pareri non scientifici che vanno sostituiti con una corretta informazione e un corretto utilizzo. Sembra cosa da poco, ma in realtà non lo è. Oltre al consumo dei farmaci, i Classifarm, e quindi il nostro progetto Italico, è andato a misurare la biosicurezza. La biosicurezza vuol dire, penso lo sapete tutti benissimo, comunque è quanto le buone pratiche applicate all'interno dell'allevamento possono evitare il contagio sia esterno che interno tra i vari reparti in caso di eventi patologici. Anche qui abbiamo risultati promettenti. Se vediamo la media di biosicurezza generale di Italico supera tutti gli altri paesi. Questo viene per valutare la biosicurezza, non si usano più le checklist del Ministero, ma si usa un protocollo internazionale che è quello sviluppato dall'Università di Ghent, che si chiama BioCheck. Anche questo lo trovate sempre sul sito del Classifarm. Fino a poco tempo fa era assolutamente riservato e bisognava avere un contratto con l'università per usarlo, adesso è pubblico, quindi ogni allevamento può verificare su che cosa è a posto e su che cosa no, e autovalutarsi la biosicurezza. Quello che abbiamo visto è che abbiamo un problema sulla biosicurezza esterna. Infatti sulla biosicurezza interna siamo ben al di sopra di tutti gli altri paesi. L'Italia, anche lei complessivamente non è messa male, gli allevamenti di Italico sono sopra perché dovete considerare che chi ha aderito volontariamente al progetto era più propenso e quindi già attento da anni sulle questioni. Sulla biosicurezza interna però tuttavia abbiamo un punteggio molto inferiore a tanti altri paesi sia europei che non europei, addirittura 2 punti inferiore alla media mondiale. Chiedo scusa, ma certo. cosa si intende per biosicurezza esterna? Biosicurezza esterna significa le pratiche atte ad evitare il contagio dall'esterno, quindi tutto ciò che arriva dall'esterno. Alcuni capitoli li vediamo proprio in questa tabella, ovvero le buone pratiche nel caso di le parti più carenti per noi sono state l'approvvigionamento di materiali esterni, quindi sia dei mangimi che dell'acqua che di materiali appunto utilizzati per l'allevamento. E il secondo capitolo, la nota dolente per noi, è stata l'ingresso di visitatori personali. Questo capitolo in particolare sull'ingresso dei visitatori personali sicuramente può avere ampi margini di miglioramento, perché significa solo individuare il locale spogliatoio correttamente,
individuare correttamente un percorso obbligato per le persone che accedono, fargli mettere dei materiali monouso. Tutte pratiche facilmente implementabili. Per quanto riguarda il mangime invece diventa un po' più complicato, perché magari gli allevamenti sono strutturati come erano stati costruiti diverse decine di anni fa, e quindi non è previsto che il mezzo possa restare all'esterno dell'allevamento per rifornire i mangimi, piuttosto che altre cose, non so, l'approvvigionamento idrico è un po' più semplice, perché alla fine si quantifica il numero di analisi che devono essere fatte ogni anno, se non vengono fatte si ha un punteggio minore, e così via. Se vi interessano i vari capitoli, come vi dicevo, è pubblico, si può vedere, è in versione bozza, però attualmente viene utilizzato quello. La cosa interessante di questa tabella sono i 100%, cioè il valore 100 è effettivamente arrivabile, raggiungibile. Vediamo quante aziende delle nostre, che in totale il rilevamento è stato fatto su 96 aziende delle 128, perché si è partiti dagli ingrassi e quindi sono state escluse per il momento scrofaie, hanno raggiunto il punteggio di 100. Quindi questo era anche per, siccome questi dati sono già stati presentati agli allevatori, era anche per incentivarli a raggiungere l'eccellenza, perché come si vede 17 di loro ce l'hanno fatta sull'acquisto suini e seme, quindi perché gli altri non dovrebbero. Ultima parte che viene valutata è quella del benessere animale. Per valutarla vengono presi gli ABM, Animal Based Measure, che sono stati individuati dal Welfare Quality Network. Forse lo conoscete, è stato uno studio a livello europeo tra varie università che ha individuato una checklist per valutare il benessere animale. Perché non abbiamo preso direttamente quella e invece ne abbiamo creata una con Itzler? Abbiamo preso quella creata da Itzler proprio perché sebbene sia stata strutturata scientificamente in modo perfetto, è fondamentalmente inapplicabile sul campo, perché va ad incrociare dati rilevati al macello, è molto complessa, ci vuole più di qualche mese per poter chiudere un rilevamento e quindi è difficilmente applicabile. Invece con la checklist preparata da Itzler, in un'ora di ispezione il veterinario esce col risultato. Abbiamo visto quali sono i nostri problemi principali sugli ABM e come potete vedere quelli su cui abbiamo deciso di intervenire per prima sono bursiti e lesioni, anche perché tutti questi ABM sono legati anche a perdita economica per l'allevatore, perché un animale con bursiti e lesioni sicuramente non cresce tanto quanto uno che sta bene. Non ci siamo concentrati per il momento sul rispetto del decreto legislativo 122/2011, che è quello che regola il benessere animale, proprio perché quello viene controllato dalle ASL e deve essere rispettato da tutti. Abbiamo fatto anche quel rilevamento lì, ma i dati sono riservati, quindi non possiamo neanche mostrarveli. Ultima cosa, poi chiudo. Vediamo la distribuzione delle lesioni del corpo e delle bursiti lievi e vediamo che si tratta di un problema diffuso, mentre per gli altri ABM, che erano disordini respiratori, disordini enterici, magari si aveva un grande numero di animali affetti in pochissimi allevamenti, questi invece sono ABM piuttosto diffusi negativamente. Ovviamente poi si può individuare delle soluzioni, quali sempre l'utilizzo di materiali manipolabili, soprattutto per le lesioni, o isolare gli animali più aggressivi e quelli aggrediti. Per le bursite è un po' più complicato perché si deve andare ad agire sulla pavimentazione. Allora, quali sono le prospettive del progetto Italico? Abbiamo scelto dei primi traguardi da raggiungere. Innanzitutto ridurre l'uso degli antimicrobici, eliminare completamente gli antimicrobici critici, aumentare la biosicurezza per quanto possibile, soprattutto quella esterna nei due campi particolari, e tenere sotto controllo l'insorgenza di bursite e lesioni. Italico funziona così: step by step scegliamo dei piccoli miglioramenti che il gruppo di allevatori deve fare
e un po' alla volta, senza oberare le aziende di costi, cerchiamo di migliorare la situazione a livello complessivo. Quando abbiamo il secondo rilevamento dati in corso, che vede i veterinari di Itzler direttamente presenti in allevamento, e avendo già fatto un primo rilevamento e avendo già consegnato i dati, è possibile dare anche una consulenza agli allevatori. Cioè, questi allevatori che si vedono ritornare al veterinario possono dire: ma perché ho preso solo 20 su 100 in questo capitolo? Rifacendo di nuovo le stesse domande, una alla volta, si va a correggere tutte quelle piccole cose che poi contribuiscono al risultato finale. Vedremo se riusciamo ad acquisire questi dati poi nel prossimo rilevamento, dalla fine di quest'anno in poi. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande c'è questo indirizzo mail, o se cercate Italico San Daniele salta fuori la pagina dove trovate queste cose. E grazie per l'attenzione. Allora, il tema che mi è stato proposto è quello della prospettiva della suinicoltura italiana. Non ho la pretesa quindi di fare il veggente e quindi di capire, sapere la nostra suinicoltura italiana nel prossimo futuro dove potrà andare, dove potrà arrivare. Però magari tracciare delle linee di indirizzo da seguire per garantire appunto una prospettiva di sviluppo, quello penso di sì. Ma prima di arrivare a questo volevo fare intanto un inquadramento generale di quello che rappresenta la nostra suinicoltura, poi un passaggio anche se non approfondito su quello che è il mercato internazionale della suinicoltura, per poi arrivare appunto a tracciare queste linee di indirizzo finali. E questa diapositiva riassume un attimo quella che è la posizione a livello di quantitativo prodotto della suinicoltura italiana nei paesi dell'Unione Europea. I dati sono riferiti al 2017. Complessivamente nell'Unione Europea si sono prodotti più di 23 milioni di tonnellate, l'Italia è posizionata al 7° posto con l'Olanda. Prima un quarto quasi della produzione venne realizzata dalla Germania, poi a seguire la Spagna, dove chi mi ha preceduto ha già fatto un riferimento appunto dell'aumento della produzione in questo paese, Francia, Polonia, Danimarca e poi Italia, Olanda e tutti gli altri. Ma al di là di quello che è la posizione in termini di produzioni quantitative, quello che è interessante è quello che c'è scritto sotto, che è la prima come indicazioni geografiche. In Italia abbiamo 22 DOP e 16 IGP, e sarà questo poi alla fine, capiremo meglio, quello che è proprio il fulcro e la leva su cui puntare come Paese Italia per uno sviluppo della nostra suinicoltura. Questi sono altri dati macro, sempre delle produzioni suinicole italiane. In pratica sono sempre dati 2017, anche questi non abbiamo ancora i dati 2018, ma poco discostano in termini numerici. Parliamo di più di 10 milioni di suini come numero prodotti in Italia per più di 1.300.000 di tonnellate di carcasse. Poi abbiamo anche una quota di suini che provengono dall'estero, e sono più di 500.000 quelli allevati e macellati in Italia e più di 300.000 quelli che vengono macellati nel nostro paese. Per quanto riguarda le importazioni invece di cosce e carcasse, siamo a oltre 1 milione di tonnellate, che rappresenta l'80% in pratica di quella che è la produzione nostra nazionale. Per quanto riguarda l'export siamo a oltre 400.000 tonnellate di prodotto. Se andiamo a convertire alcuni dati in termini di valore, vediamo come il valore della nostra suinicoltura per quanto riguarda suini nati e allevati in Italia è di oltre 2 miliardi, quasi 3 miliardi di euro. 106 milioni i suini vivi importati, e anche per le cosce e carcasse importate parliamo di oltre 2 miliardi in valore di euro. Il valore dell'export, considerando anche tutti i trasformati, quindi salumi, prosciutti, carni e quant'altro, si attesta su 1.750.000 euro. Mercato suinicolo internazionale. Nel 2018 si è registrato comunque un aumento della produzione mondiale di carne suina, quindi la richiesta a livello internazionale
è aumentata anche perché ci sono diversi paesi che hanno una capacità di spesa migliorata e quindi le economie che sono ripartite e quindi anche corrispondentemente i consumi di certi prodotti alimentari. Aumento dovuto anche per l'espansione del mercato cinese, che ha aumentato ancora del 2% la sua produzione, e della Russia per il 3%. Quindi c'è una domanda di carne suina appunto in molti paesi. Attualmente abbiamo ancora dei costi di alimentazione abbastanza stabilizzati, per cui c'è ancora un po' di margine da parte dei produttori, e anche quella fase, diciamo, di quiescenza delle malattie più importanti del settore suinicolo non ha influito su cali di produzione, ma abbiamo visto appunto siamo addirittura in aumento. E dobbiamo registrare una contrazione invece delle importazioni cinesi per una loro maggiore autosufficienza interna. Diciamo che la Cina a livello internazionale è quella che fa l'ago dalla bilancia in sostanza nel mercato. Dopo vedremo un'altra cartina dove, anche se non è molto leggibile, mi sono reso conto, si vede effettivamente di che volumi di produzione parliamo per questo paese. Adesso al loro interno si stanno riorganizzando, ristrutturando, stanno scomparendo diverse realtà diciamo familiari, medio-piccole, per far posto invece a poche aziende ma molto 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 grandi. Quando diciamo molto grandi parliamo veramente di numeri esagerati di suini allevati, e quindi questo sicuramente farà venir meno ancora le importazioni e quindi di conseguenza le esportazioni da Unione Europea e USA, che sono attualmente i maggiori esportatori in quel paese. Questa è una cartina che, come immaginavo, non è sicuramente leggibile, è un'elaborazione su dati OCSE e FAO fatto dall'ISMEA, che fa vedere da 2016 al 2026 come, secondo gli analisti del settore, dovrebbe svilupparsi a livello internazionale la suinicoltura. E la Cina, qui fate fatica a vedere, però si parla di produzioni nel 2016 di 53 milioni di tonnellate, e per quanto riguarda il 2026 addirittura parliamo di 59 milioni. L'import, che nel 2016 era circa 1.800.000, scenderà secondo questa previsione di 1.100.000 per quelle cose che abbiamo appena accennato. Diciamo che nel complesso la produzione fino al 2026 non dovrebbe subire comunque variazioni importanti. Anche per quanto riguarda i consumi, si calcola che il valore in termini quantitativi di consumo pro capite annuo rimanga più o meno lo stesso che attualmente. Si parla a livello internazionale di 32 kg di media, mentre noi in Italia siamo sui 38 kg attualmente. Due paesi forti competitor della Unione Europea nelle esportazioni sono l'USA e il Canada, ma dobbiamo anche fare attenzione al Brasile, che è un altro paese dove sta ripartendo l'economia e quindi guadagnerà posizioni per quanto riguarda l'esportazione. Ma come dicevamo prima, l'ago della bilancia rimane sempre la Cina. È ovvio che in questo contesto generale la suinicoltura italiana deve fare i conti con una frammentazione delle proprie strutture produttive e degli alti costi di produzione. Studi anche della Commissione dell'Unione Europea dimostrano che in Italia, ad esempio, il costo di produzione nel settore suinicolo è addirittura il 20% più alto rispetto agli altri paesi della comunità. Però dalla nostra abbiamo quello che abbiamo visto nella prima slide, la tipicità delle produzioni italiane. Quindi le produzioni DOP e IGP per intenderci. E qui però dobbiamo stare molto attenti a difendere queste nostre DOP, perché a livello internazionale c'è un continuo assalto a smantellare questo sistema, e oltre poi all'evoluzione delle nuove tendenze dei consumi che oggi premiano le diete senza carne, e si è soliti imbattersi anche in campagne pubblicitarie che sono diciamo antagoniste del consumo di carne, per cui
Questo è un aspetto da considerare. Anche lì deve fare la sua parte il settore suinicolo e tutto quello della zootecnia da carne in generale, e quindi comunicare invece per controbattere queste posizioni quali sono anche gli effetti positivi dell'assunzione appunto di carne. E l'importanza delle DOP, tutto si gioca appunto su questo, nel senso che il mercato prosciutto DOP ha dimostrato dal 2015 ad oggi è sempre stato in crescita, magari leggera crescita, ma lo è. Magari su questo dati più precisi li ha anche il consorzio prosciutto di San Daniele, ma credo che li confermi senza problemi, sia mercato interno che anche all'esportazione. E fortuna che c'è questo traino da parte di questo comparto dei prosciutti DOP, perché questo va a redistribuire comunque del valore aggiunto anche al primo anello della filiera, quindi agli allevatori. Le DOP sono un patrimonio non solo economico ma anche culturale che è giusto difendere, e che a mio modo di vedere, ma non solo mio, di molti altri, è probabilmente l'unica strada che ancora ci consente di stare a certi livelli sul mercato. Quindi è fondamentale valorizzare e salvaguardare tutti quegli elementi che rendono distinguibili dal punto di vista qualitativo le produzioni a marchio DOP. In sostanza, in una parola, la difesa del cosiddetto Made in Italy. Legare quindi non solo la qualità del prodotto al prodotto in sé, ma anche a quello che è il territorio, saper vendere un territorio, saper raccontare una storia e quant'altro. Se saremo in grado e capaci, ma non solo per il settore suinicolo, si può parlare in generale per tutte le produzioni agroalimentari del nostro paese, se saremo in grado di trasmettere e far arrivare questo messaggio al consumatore, sicuramente abbiamo delle possibilità anche di sviluppo ulteriore. Altrimenti, se ci mettiamo a battagliare con le grandi commodity, sappiamo benissimo che siamo perdenti in partenza. Ma al di là delle DOP è anche importante considerare quella parte di produzione che è al di fuori appunto del circuito delle DOP e che spesso anzi attualmente è anche in calo, e questo calo, siccome c'è un'esigenza anche di soddisfare la richiesta anche interna, viene magari compensato dalle importazioni dall'estero, importando prodotti che sappiamo di non essere di qualità come quelli che produciamo al nostro interno. Quindi anche per queste produzioni ben venga un progetto come quello del prosciutto di San Daniele, che parte giustamente da allevamenti, da suini che sono marchiati DOP e che quindi consente di valorizzare non solo la coscia ma anche tutto il resto della carcassa, legandolo al prodotto appunto DOP prosciutto di San Daniele, e probabilmente potrà anche essere copiato dal Parma e da quanti altri nel futuro, ma bisogna anche innalzare il livello qualitativo di tutta quella massa, diciamo, di produzione che non è certificata DOP, facendo leva magari su altri aspetti come sono pratiche di allevamento rispettose del benessere animale, riduzione degli antibiotici, e sviluppare quindi filiere che valorizzino, come ho detto prima, il legame con il territorio. Quindi, per sintetizzare, quali possono essere gli indirizzi che dovremmo sicuramente perseguire per aspettarci una prospettiva positiva di sviluppo della suinicoltura italiana? In una parola, migliorare l'efficienza produttiva, necessario sia per ridurre i costi che gli scarti. Se facciamo un esempio a livello proprio friulano, possiamo dire, qui abbiamo diversi rappresentanti del mondo della trasformazione, possiamo dire abbastanza tranquillamente e serenamente che i nostri allevatori sono molto orientati su questo filone, nel senso che anche come si dice, dai valori alla macellazione del foam e quant'altro risultano carcasse rispetto alle altre carcasse provenienti da altre regioni d'Italia sempre di alto livello, quindi con poco scarto rispetto alle partite che vengono macellate. Però non è sufficiente per competere nel medio e lungo periodo, quindi bisogna anche aprirsi a delle logiche di filiere partecipate, che siano associazioni, che siano consorzi, che siano cooperativi,
ma questo lo vediamo anche in altri ambiti del nostro agroalimentare, non bisogna più rimanere isolati, bisogna aggregarsi, bisogna lavorare tutti insieme perseguendo certi obiettivi e certi progetti, così come quello dell'Italico che è stato appena rappresentato. Migliorare poi le modalità di allevamento, perché questo è necessario per farsi accettare dal consumatore e dal cittadino, quindi fare attenzione sempre di più a quello che è il benessere animale, a un uso responsabile del farmaco e anche a una riduzione di quello che è l'impatto ambientale. E quindi di conseguenza aumentare il valore del prodotto, valorizzando quindi le DOP e differenziando la produzione italiana dalle altre. Quindi, come dicevamo prima, tutto quello che non è circuito top IGP, anche quello deve essere in qualche maniera valorizzato dal punto di vista qualitativo e quindi differenziarsi dal punto di vista delle caratteristiche qualitative rispetto a prodotto che viene dall'estero. Con questa ultima diapositiva io chiudo il mio breve intervento, che spero che comunque abbia dato degli spunti di riflessione e delle indicazioni abbastanza chiare, mettendo in evidenza alcuni aspetti che da qui in avanti gli allevatori in primis dovranno sempre tenere ben presente. Ha già fatto cenno il dottor Ceciliot prima del discorso del taglio della coda per quanto riguarda il benessere, un uso responsabile dei farmaci, quindi una riduzione di quelli che sono gli antimicrobici deve essere perseguito assolutamente. Per quanto riguarda la malattia Ugeschi l'ho citata in questa slide perché sarà notizia fresca tra qualche settimana o addirittura anche tra qualche giorno della dichiarazione da parte della Commissione europea della regione ufficialmente indenne dalla malattia di Ugeschi. È stato fatto un percorso con i servizi veterinari della sanità capitanati, se mi concedete questo termine, dal dottor Manlio Palei, che ha portato a dei risultati importanti e sufficienti per poter richiedere appunto la dichiarazione di regione indenne dalla malattia di Ugeschi. Prosciutti DOP, io non voglio risvegliare certi brutti ricordi che hanno colpito purtroppo negli ultimi 2 anni il nostro territorio, legato appunto alla vicenda dei falsi prosciutti, così come è stata chiamata. Però chi ha delle responsabilità ovviamente pagherà, ci sono delle indagini che ancora non sono finite e che porteranno appunto a individuare eventuali colpevoli di reati e quant'altro, però d'altro canto, dall'altra parte dobbiamo anche dire che certe regole scritte sui disciplinari si fanno interpretare, non sono molto chiare, e così altrettanto i controlli, perché una per tutte, quando parliamo dei pesi delle partite, ancora oggi, dopo 2 anni che si parla di indagini, di accuse e questo e quell'altro, non si è ben capito e gli allevatori non hanno ben chiaro in testa come devono fare quando devono mandare al macello una partita di maiali. E poi vabbè, un'attenzione anche alla peste suina africana, che finché rimane confinata, ormai sappiamo che è presente in Sardegna da una 50ina d'anni, e finché rimane appunto ferma nell'est dell'Europa, bene, però qualora anche dovesse esserci un focolaio solo, questo pone in essere tutta una serie di provvedimenti che causano appunto delle restrizioni alle esportazioni che potrebbero creare appunto dei problemi appunto alla nostra suinicoltura. Io altre diapositive non ne ho, per cui grazie per l'attenzione e passo la parola al moderatore, dottor Stefano. Allora, grazie, buonasera, grazie di essere qua, grazie al professor Stefanon che mi ha introdotto. E io ruberò pochi minuti ai relatori che mi seguono, che in seguito presenteranno le loro relazioni, giusto per dare qualche cenno su questo progetto. Questo progetto che ha come acronimo PROSUIT, che è l'acronimo di un titolo lunghissimo, che non vi sto neanche a riferire, ma che sinteticamente
si riferisce alle procedure che a livello genomico e tecnologico possono significare un progresso nella filiera del suino pesante. Allora, questo progetto viene a seguito di precedenti progetti di ricerca, anche di ampie e consistenti dimensioni, sia temporali come durata temporale, sia come mole di lavoro eseguito. In particolare viene a seguito di un progetto AGER, dall'acronimo EPIJET, che si è svolto qualche anno fa, che era stato finanziato dalle fondazioni bancarie associate per la ricerca AGER e che è stato coordinato dalla professoressa Davoli, che è qui in mezzo a noi, e come ultimamente accade sia per i progetti nazionali di una certa rilevanza, sia per i progetti di ricerca europei sempre di una certa rilevanza, viene data la possibilità a fine progetto, a fronte di tutta una mole di risultati scientifici ottenuti, di individuare all'interno di questi risultati ottenuti quelli che hanno maggiori possibilità concrete di poter essere trasferiti già a livello delle imprese, quindi già nella realtà produttiva. E io vi assicuro che quando viene posta questa richiesta e data anche questa possibilità, non sempre è facilissimo riuscire a realizzarla, perché sappiamo che quando si parla di ricerca, gli strumenti della ricerca e i risultati della ricerca hanno un loro valore, ma la possibilità poi di trasferirli nel giro di poco tempo in quella che è la realtà delle aziende e della produzione non sempre è un'operazione che riesce, e spesso infatti abbiamo in questo ambito una mortalità, diciamo, di questi risultati, dell'applicabilità di questi risultati, che è abbastanza impressionante, ma che non deve scoraggiare, e infatti a noi non ci ha scoraggiato. E quindi a seguito di questi progetti e dei risultati ottenuti abbiamo individuato una serie di attività, soprattutto nel campo della genetica. Parliamo adesso della filiera del suino, nel campo della genetica, quindi della genomica, e della trasformazione tecnologica, quindi della lavorazione. In questo caso ci eravamo occupati della lavorazione dei prosciutti tipici, che ci hanno permesso di formulare questa proposta e di avviare questo progetto. Consideriamo l'occasione di oggi un po' l'occasione di comunicare l'esistenza e l'avvio di questo progetto, anche se nella realtà sono già trascorsi un po' di mesi da che l'abbiamo avviato, non tantissimi, è stato avviato nel 2018. Abbiamo preferito così perché abbiamo dovuto affrontare diverse difficoltà e se avessimo prima annunciato questo progetto lo avremmo fatto non essendo sinceramente del tutto sicuri di riuscire a svolgerlo. Adesso che siamo ragionevolmente certi di aver superato ed effettuato le fasi di più complessa realizzazione, e quindi c'è tutta la fase adesso di interpretazione dei risultati, di sviluppo dei modelli che volevamo ottenere, e quindi di lavoro ce n'è ancora tanto, però possiamo già dire che quello che ci eravamo proposti di attuare e quindi di fare questo trasferimento tecnologico in elevata percentuale lo abbiamo fatto, e quindi cominciamo a parlarne, no? Cioè, quindi un po' in controtendenza rispetto a chi magari fa molti proclami, inizialmente farò, e poi dopo in certi casi non si sente più niente. Faremo, ma perché siamo già riusciti a fare. E quindi io adesso lascio la parola
al professor Stefano, mi sembra che cominci tu con la parte di questo progetto che riguarda la genomica, che pur essendo di trasferimento tecnologico continua ad essere sempre abbastanza impegnativa, e poi invece la seconda relazione che riguarda l'applicazione dei risultati ottenuti nel progetto precedente in stabilimento, in particolare in prosciuttificio, e la mia collega poi vi spiegherà nei dettagli come. Buon ascolto e ringrazio il professore. Grazie Roberta. Premesse e promesse. È un po' l'articolazione, come svilupperò questi 10 minuti, un quarto d'ora che passerò con voi, a tediarvi un po', magari esaltarvi sulla genomica. Dicevo premesse e promesse. Innanzitutto vediamo quali sono le premesse. Ci sono molte aspettative sulla genomica, no? Molte aspettative sul DNA, se ne parla dappertutto. Ormai è entrato nel comune modo di parlare, ce l'abbiamo nel DNA, il DNA è tutto, si conosce, non si conosce. Noi ci abbiamo provato e questa presentazione vuole un po' riassumere quello che abbiamo fatto e quello che dovremmo fare, che in parte abbiamo già sviluppato nel progetto appunto ProSuite, di cui prima o poi chiederò anche alla dottoressa che mi sveli l'arcano dell'acronimo. Comunque è molto interessante. Applicazioni della genomica, dalla selezione assistita alla tracciabilità. Cosa possiamo fare con la genomica? Le nuove tecnologie omiche, dopo magari ci soffermeremo ma molto brevemente, hanno permesso un'espansione di conoscenza, di informazioni su questo ambito negli ultimi 10 anni, Roberta, 15, direi entusiasmanti, esaltanti. Quello che prima richiedeva molto tempo, attualmente lo si può superare in maniera molto molto ridotta in termini temporali, ma specialmente il costo delle tecnologie genomiche è sceso moltissimo e quindi quello che era una volta un costo decisamente insopportabile per un settore produttivo comincia invece a diventare un costo, se non dico sopportabile, ma comunque in qualche modo da poter preventivare o mettere preventivo. Le nuove tecnologie omiche, CSI Miami, si sa tutto, si conosce tutto, quindi possono essere utilizzati per cosa? Per identificare nuovi fenotipi che fino a qualche anno fa erano di tipo più descrittivo, pittorico. Possiamo definire un fenotipo capacità di risposta immunitaria, ad esempio, quindi andare a studiare quello che può essere la capacità di risposta immunitaria di un soggetto al di là di quello che può essere la manifestazione di una malattia, e capacità di risposta allo stress, direttamente allo stress, e resilienza è una parola che va molto di moda, che attira moltissimo, resistenza alle malattie. Quindi ridurre i farmaci indipendentemente dalla possibilità di presenza delle malattie, perché il soggetto viene selezionato per una maggiore capacità di resistenza alle malattie. Tracciabilità, poi ne parleremo un pochino, e quindi permette veramente da un punto di vista anche applicativo nell'ambito delle scienze zootecniche e produzione animali delle soluzioni che fino a qualche anno fa erano decisamente poco percorribili. Caratteristiche qualitative della carne e della carcassa non sono sempre facili da misurare, sono spesso in antagonismo, quindi se abbiamo invece dei marcatori genomici che sono collegati a questi due antagonismi produttivi, forse riusciamo a fare la quadratura del cerchio e quindi a risolvere questa problematica. La scarsa ereditabilità, bruttissima parola, dei caratteri, cioè l'effetto ambientale su questi caratteri a volte è talmente forte e predominante per cui non si riesce a misurare molto bene, o meglio il fenotipo non è molto collegato al genotipo. Conoscendo direttamente il genotipo forse possiamo lavorare alla base senza aspettare la risposta fenotipica. Sono inoltre nella genetica classica richieste procedure molto complesse anche da un punto di vista matematico-statistico, oltre che di raccolta certosina di dati, per cui la stima del valore genetico dei riproduttori è molto lunga, essendo molto lunga riorientamenti produttivi per cui si cercano nuove caratteristiche richiedono dei tempi sufficientemente lunghi. Genetica quantitativa finale alla testa, ci sono modelli matematico-statistici molto complessi e molto efficace, ed è indubbiamente quella che finora è sempre stata perseguita, e specialmente nell'ambito del bovino da latte ha dato dei risultati incredibili
da un punto di vista di progresso genetico. Questo anche perché la tracciatura individuale degli animali, quindi l'anagrafe degli animali, i pedigree degli animali sono molto più seguiti rispetto a quelli degli altri settori produttivi, anche per la maggior durata della carriera produttiva. L'approccio genomico richiede delle conoscenze di biologia di base, richiede delle conoscenze molecolari, cellulari, permette di lavorare su un numero inferiore di individui e questo è un grossissimo vantaggio, per cui il set sperimentale può essere ampiamente ridotto, essere confinato in ambienti controllati da un punto di vista ambientale per esaltare quanto più possibile le caratteristiche genetiche degli individui e dei riproduttori e quindi si presta a disegni sperimentali molto più controllati. La definizione delle parentele, qua non si sbaglia, la definizione delle parentele può essere fatta, poi lo riprenderemo anche nell'ambito della tracciabilità, su base genetica, su base del DNA, sulla base della presenza o dell'assenza di alcuni alleli e quindi anche eventuali errori possono essere ricorretti e anche se non conosciamo la genetica o i parentali degli F1, degli animali in allevamento, possiamo in ogni caso clusterizzare questi animali per un'identità di stato, quindi un'identità, una omogeneità di alleli piuttosto che necessariamente solo facendo fede sui dati del pedigree. Una delle varianti, quando si parla di alleli, quindi o uno o l'altro, una delle classificazioni attualmente più in voga della differenza delle varianti alleliche è quella basata sul polimorfismo singolo nucleotide. Il polimorfismo singolo nucleotide vuol dire che cambia una base nella catena, nella sequenza del DNA e questo cambio di base può essere silente o non silente, però può portare a una nuova proteina oppure può marcare un carattere. Quindi noi conoscendo queste varianti puntuali, come vedete qua, io ho cercato anche la G con il C, questa sostituzione, ha un significato biologico. Ha un significato biologico che noi lo riempiamo con significato statistico in termini di associazione. Quindi cerchiamo di capire se quel cambiamento di base può corrispondere a un cambiamento di un carattere. E quindi se è così abbiamo la conoscenza biologica, quindi abbiamo la variante causale che determina quella mutazione. Essendo comunque un carattere, quasi tutti i caratteri di tipo quantitativo, la manifestazione dipende dalla somma infinitesima di tante mutazioni. Quindi il nostro compito è quello di conoscere tutte queste mutazioni, aggregarle, vero Roberta, in qualche modo e quindi collegarle in termini statistici a un fenotipo. Oltre che all'associazione in termini statistici con un fenotipo, poi ci sono degli ulteriori studi che permettono effettivamente di chiarire il ruolo, il perché quella variante allelica è associata a un determinato fenotipo. Quella lì mi piace molto, è bellissima, perché è quello che si faceva una volta, vero? Classico gel, una variante allelica alla volta, quindi lavorare come si fa attualmente su 60.000 varianti alleliche significa che, non dico per ogni individuo, ma per ogni 10 individui, ogni linea è un individuo, bisognava fare 60.000 gel. Un gel chiede un paio di giorni fra una cosa o l'altra, oltre che gli enzimi, restrizione e tutto. Quindi praticamente il problema era irrisolvibile. Attualmente la tecnologia, quello che una volta vi dicevo all'esordio, all'inizio di questa presentazione, costava molto, il costo è molto precipitato, quindi da un sistema a bassa processività oggi si dispone di sistemi ad altissima processività e quindi nell'arco di 1 o 2 giorni si ottengono milioni di dati. Il problema poi di interpretarli, di riallinearli e di dargli un significato. Ma anche per questo in qualche modo ci siamo riusciti. Quindi queste sono le premesse della genomica, le promesse, le applicazioni. Il genoma suino è costituito da 18 cromosomi, più il cromosoma sessuale, e XY, e dimensioni sono 2 miliardi e 800 mila milioni di basi, quindi il nostro libro, grosso modo anche quello dell'uomo, è costituito da 2 miliardi e 800 mila lettere, messe tutte in maniera casuale, random, no assolutamente ordinate, preordinate e determinate. La selezione, 250 milioni di selezioni, 640 dall'esplosione cambriana, decisamente ci danno ragione del perché ogni lettera è attaccata all'altra. E guardate, piccole varianti, chiamiamole quelle che ho definito prima SNP, sono 28 milioni, che significa che 2 individui della stessa specie, non dico della stessa razza, parlando di suini, possono differire per 28 milioni di lettere. E noi dobbiamo decifrare questo
questa variabilità e capire questi 28 milioni di lettere a cosa corrispondono, perché uno è più alto, perché uno è più basso, perché uno è più grasso, perché uno è più magro, tenendo conto di tutta la problematica ambientale. Perché se uno è più grasso probabilmente mangia di più, ma mangia di più perché è un fattore ambientale o perché effettivamente il controllo dell'energia in quell'individuo è diverso dall'altro e quindi c'è una maggiore attrazione nei confronti di determinati cibi che possono essere grassi. E quindi questa è la problematica, che lo dico premesse e promesse, che poi non è semplice sempre concertare. Allora, la tecnologia, quello che è attualmente uno strumento molto utilizzato, ci mette a disposizione un vetrino dove possiamo annotare 60.000, dove sono annotate 60.000 di quelle 28 milioni di varianti, e non sono messe in maniera casuale, per quello vi ho fatto richiamo anche ai cromosomi. Praticamente queste 60.000 tagliano tutto il genoma suino, qui 2 miliardi e 800.000, in 60.000 pezzi teoricamente della stessa lunghezza. Praticamente ci sono gli svedesi. Ok, gli svedesi hanno fatto il Lego, no? Quindi a quel punto abbiamo tanti mattoncini che possiamo utilizzare per ricostruire quella che è la risposta biologica dell'individuo. Questa è un po' la problematica. 60.000, se ne avessimo 1 milione avremmo delle lunghezze medie di 2.800 basi. In questo modo abbiamo delle lunghezze medie di circa 50.000 basi, quindi ogni 50.000 lettere abbiamo un punto di rottura. L'interpretazione poi di questi dati, riportata per quello che vedete 18 cromosomi, è questa. Ognuno di questi puntini è una di quelle 60.000 varianti. Questo si chiama Manhattan Plot perché dà proprio l'idea di essere a Manhattan, in centro a New York. E più alto il segnale vuol dire che maggiore è il significato di quella variante allelica nei confronti di cosa? Nei confronti del fenotipo. Qual è il fenotipo? I tagli magri, quindi nel cromosoma 8, anzi come vedremo prima, associato non a caso con la composizione acidica del grasso, abbiamo questi segnali molto forti. Vuol dire che quello lì, perlomeno da un punto di vista statistico, ha un effetto importante sulla presenza di alcuni acidi grassi nel suino. Ok, e quindi la problematica che abbiamo affrontato è l'identificazione di marcatori molecolari o biomarcatori che possono essere associati con dei caratteri meglio, dei fenotipi dal punto di vista produttivo estremamente importante, come la deposizione di grassi in carne magra, lo spessore del grasso dorsale. Quindi quelli sono dei parametri tecnici ma che hanno anche un profondo significato da un punto di vista economico per la questionicoltura. Resistenza a malattie, attribuzione del parentele, l'identical by state e il fingerprint sono altrettante soluzioni che l'analisi genomica permette, e si possono utilizzare sostanzialmente le stesse tipi di informazioni genomiche per poter affrontare complessivamente sia la parte della selezione genetica sia la parte dell'attribuzione delle parentele, del fingerprint anche da un punto di vista diciamo legale, sia la parte estremamente importante della resistenza alle malattie. Quindi una forte integrazione io la vedo ad esempio anche col progetto Italico, perché oltre che a ridurre i farmaci cerchiamo anche di capire se ci sono delle linee che effettivamente hanno una maggiore propensione a resistere a determinate malattie. Nel progetto AGER, quindi queste erano un po' le premesse, nel progetto AGER, la professoressa Davoli, di cui mi onoro di presentare i suoi dati, visto che ci ha lavorato moltissimo, mi ha dato un po' di materiale su quelli che sono stati i principali risultati del progetto AGER, come accennava anche la dottoressa Virgili prima, studi di associazione genotipo-fenotipo, e sostanzialmente questo è lo spessore del lardo dorsale, sono stati identificati su un gruppo abbastanza numeroso, circa 1000 soggetti di razza large white, le regioni dei geni che influenzano lo spessore del lardo e la qualità della carne. Quindi abbiamo sul cromosoma 6, anzi cromosoma 7, sul cromosoma 17, dei forti segnali di associazione. Quindi quelle sono delle varianti che se noi conoscessimo in anticipo potremmo utilizzare per selezionare dei riproduttori in funzione di cosa? Non in funzione di quello che gli F1 dopo 9 mesi danno, ma in funzione della presenza o dell'assenza di determinati marcatori che corrispondono a delle funzioni biologiche di un certo tipo. Altri marcatori estremamente interessanti, come vi accennavo prima e anticipavo, sul cromosoma 8, l'associazione con l'acido palmitico, col C16-0, o con l'acido leico, col C18,1, oppure con l'acido palmitoleico, il C16,1, qui con degli acidi, dico bene? Ho sbagliato? Vabbè, c'è un chimico qua, se non mi bastona subito. Quindi con degli acidi grassi che... Ce ne sono due. Ce ne sono due. Ah, scusa.
Okay, quindi con degli acidi grassi che rappresentano uno degli aspetti qualitativi del lardo del suino, perché sapete che se è troppo ricco di acido linoleico, di polinsaturo e via di seguito, non devo spiegarvelo, credo, no? Quindi vuol dire che possiamo selezionare dei soggetti che indipendentemente da quello che mangiano, o non del tutto indipendentemente, ma hanno una maggiore capacità di sintetizzare gli acidi grassi saturi o monoinsaturi, che rappresentano dal punto di vista qualitativo una delle caratteristiche apprezzate nel prosciutto. Altri, giusto per entrare un pochino più in dettaglio, ma poi alla fine questo è sempre sul cromosoma 8, per dirvi cosa c'è dietro quei puntini lì, c'è dietro il nome di un gene, quindi di una funzione molto specifica, c'è questa bestemmia qua, scusatemi il termine, che capiscono solo i genetisti, cioè dove è situata la mutazione e che tipo di mutazione è, che è un'informazione preziosa, e l'effetto sui caratteri. Quindi questo è quello che da quel Manhattan Plot si può ottenere. Un grande lavoro, l'alternativa era il gel che vi ho fatto vedere, 15 anni di lavoro per ottenere un segnale. Quindi tecnologie genomiche hanno decisamente questi enormi vantaggi. Quindi queste conoscenze ottenute in questo progetto dovevano essere, quello che ci ha chiesto ProSuite, sostanzialmente in questo proseguo di progetto, devono essere in qualche modo concretizzate. Cosa diamo al mondo tecnico, cosa diamo al mondo allevatoriale? Queste informazioni possono essere valorizzate, come possono essere valorizzate? In base a, vi ho fatto vedere solo uno zoom di quello che è stato fatto dall'Università di Bologna, la professoressa Davoli, poi il professor Russo, che adesso non si può dire che sia passato a miglior vita, ma sì, perché è in pensione, quindi se ne sta tranquillo, neanche tanto mi pare di capire, poi alla fin fine. Comunque abbiamo cercato di far cosa, perlomeno la proposta della professoressa Davoli, di trovare dei segnali che possano semplificare, perché è vero che costano poco, però comunque 60.000 K significa 120-130 euro a campione, quindi è un costo elevato anche per un riproduttore. Diversamente, se noi selezioniamo un sottopannello, un sottoinsieme di segnali estremamente importanti, perché sono stati appunto validati e dimostrati sulla popolazione campione, e quindi pannello di 96 geni, possiamo ridurre enormemente i costi e quindi portare anche dal punto di vista della selezione assistita da marcatori o da geni, addirittura in questo caso, dei benefici a tutto il sistema. Quindi questa è una prima proposta. Per svilupparla sono necessarie, qua a volte non sempre si ottengono, sono disponibili, sarebbero necessarie delle informazioni un pochino più, diciamo, attendibili, o perlomeno la presenza almeno di alcune informazioni sulle parentele genetiche dei riproduttori, perché questi sistemi possono variare da razza a razza, da linea genetica a linea genetica. Quindi questa è un'altra delle sfide che dovremmo in qualche modo intraprendere, interlacciandosi e interfacciandosi col mondo allevatoriale. Principali vie metaboliche, vabbè, non vi tedio ulteriormente, quindi l'attività del distal, che non è effettuato assieme all'autoressa Virgilli, il campionamento di un certo numero di soggetti in prosciuttificio direttamente, dopo ci racconterà compiutamente la Simoncini, l'autoressa Simoncini, quello che stanno facendo con il Ham Inspector, vero? Chiarandon. Giustamente le analisi di laboratorio, l'estrazione, l'analisi di queste 96 mutazioni e l'associazione e l'identificazione, se effettivamente queste possono essere un buon panel, un buon set di panel da utilizzare nell'ambito allevatoriale. Qualcosa ho fatto anch'io sull'ambito dell'associazione, però attualmente uno degli altri aspetti che volevo rappresentarvi era quello della tracciabilità delle carni suine, identificazione mediante, perché è facile riconoscere razze così, ci riescono tutti, per una volta che sono spogliate rimangono delle carcasse, si può ancora arrivare più o meno dalla conformazione della carcassa a capire che razza è, però progressivamente lavorando con gli ibridi queste informazioni si perdono. Giovanni, ti ricordi questo? È stato un pochino il big bang di tutto quanto, il progetto con l'associazione allevatori partito nel 2009, è stato messo a punto tutto un sistema di schema di flussi per raccogliere quei dati sulle parentele genetiche che sono essenziali, fondamentali per poter poi fare degli studi di associazione adeguati. È stato piantato un microchip, un RFID sulla coscia, e quindi il suino veniva tracciato al momento della nascita attraverso questo microchip e quindi poi poteva essere seguito durante tutto il ciclo dell'allevamento fino sull'ultimo vassoio.
E grazie a questo è stato possibile mettere assieme una serie di informazioni sui parentali reali, effettivi, alla nascita di questi suinetti e poi di verificarne cose, e verificarne successivamente se era possibile in qualche modo, attraverso sempre questa benedetta genetica, questa analisi del DNA, genetica, effettivamente identificare gli F1 e quindi farli corrispondere a quelli che erano i dati del microchip, se era possibile identificare gli F1 in funzione della presenza o dell'assenza di determinati alleli proprietari o marcatori, o comunque in grado di discriminare i soggetti. Quindi sono stati effettuati due approcci, uno con una genotipizzazione mirata, quindi analisi di SNP che avevamo deciso che dovevano funzionare, e l'altra mediante il pannello 60K. Quello che è stato ottenuto, questo è carino, però non ve lo spiego, perché il tempo comincia un po' a ristringersi, non ve lo spiego, il verde e il rosso sono intuibili, questi puntini nel 60K, in realtà non è neanche il 60K, comunque indicano quali sono le differenze degli alleli, quindi tutti quelli che hanno questi sono i rossi, tutti quelli che hanno questi sono i verdi, alla stessa posizione a livello del genoma. Quindi in questo modo, anche dal punto di vista grafico, è teoricamente facile rappresentare queste differenze. Sui 102 alleli, anche in questo caso rosso e blu, torniamo all'asilo, i colori, gli insiemi ci aiutano moltissimo come rappresentazione grafica, capire immediatamente, vediamo delle linee tutte blu, vuol dire che l'altro non ce l'ha solo quello, quindi se è figlio di un rosso e mi trovo questo allele, no, non ci stiamo, è incompatibile, ok? Quindi questo è l'approccio estremamente semplice in termini di tracciabilità. L'altro approccio col GWAS è molto più potente, anche se più costoso, quindi sono due potenzialità. Il più potente è, questo è un fingerprint genetico della paternità, quindi utilizzando tutti questi SNP in realtà e confrontandoli con quelli che erano i dati dei microchip, otteniamo cosa? Otteniamo innanzitutto la verifica di quanto attendibile sia stato l'allevatore nel impiantare il microchip agli F1, e dall'altra parte, indipendentemente da quello che ci dicono, noi sappiamo che queste tre, guardate caso, sono tre large white e stanno lì. Questi qua sono i duro, che duro incrociati con il large white, quindi d'altra parte i duro sono meno selezionati, però vedete ognuno di questi colori è un genitore, un parentale, un verro. Questi sono un'altra linea genetica dove sono molto più selezionati, abbiamo una maggiore omogeneità, però perlomeno a livello di razza, se non addirittura di fingerprint individuale, si riesce tranquillamente a. Progetto ProSuite, cosa faremo? Applichiamo questo microchip a un numero superiore di soggetti, diverse razze, diverse linee genetiche, in modo da confortare ulteriormente quello che abbiamo ottenuto da una parte. Stiamo genotipizzando anche i verri, questi qua non erano verri genotipizzati, è quello che noi riteniamo sia in base alle analisi genetiche, per far cosa? Per validare effettivamente che quel panel di geni mi permetta di identificare il verro. Quindi facciamo un'analisi familiare in modo che poi questo sistema possa essere esteso successivamente. Ok? Vi ho detto, costa parecchio i chip, quindi sono diverse ipotesi di lavoro. Una è quella di usare esclusivamente queste informazioni genomiche, l'altra invece è quella di raccogliere, perlomeno da parte dei parentali, il materiale biologico, non analizzarlo, tenerlo in un congelatore o, se del pelo, tenerlo in una tricoteca, per far cosa? Per poter un domani verificare che effettivamente quella contestazione, non voglio aprire su questo nessuna finestra, che quella contestazione sia reale o meno, da un punto di vista giuridico viene riconosciuto questo. E d'altra parte, come primo approccio, potremmo intanto utilizzare ad esempio la tracciatura elettronica, quindi quella mi dà una garanzia di tracciabilità entro allevamento. In caso di contestazioni è possibile verificare se effettivamente quanto è stato dichiarato all'atto della fecondazione corrisponde al vero. Terzo punto, e poi chiudo, spero di non essermi dilungato eccessivamente, è quello sulla resistenza alle malattie. Questo è un ambito estremamente importante, l'abbiamo visto, affrontato anche prima. In particolare il parco si è occupato, perché aveva una storia dietro di conoscenza e di analisi sulla sindrome suina respiratoria e riproduttiva, che è era una delle principali cause di mortalità o comunque di inefficienza del sistema suinicolo. Sono stati effettuati una serie di studi per identificare ancora una volta, l'approccio è grosso modo lo stesso, dei potenziali biomarcatori che possano essere utilizzati per sapere tu hai una maggiore resistenza alla malattia, tu hai una minore resistenza
alla malattia, quindi andrò verso una popolazione sempre più resistente alla malattia. Le metodiche utilizzate sono state estremamente complesse e anche in questo caso l'obiettivo è creare questo benedetto custom panel di SNP, perché ripeto il costo del 60K è ancora molto alto ed inoltre non contiene tutte le informazioni che possono essere utili per questi nuovi fenotipi. Quindi nel progetto ProSuite l'obiettivo sarà ancora una volta quello di mettere a punto un sistema di marcatura di questi fenotipi estremamente personalizzato, tailored per il settore suinicolo. Quindi queste sono le sfide che ci siamo proposti. Le premesse ci sono tutte, le conoscenze ci sono, le applicazioni non sono facili da tradurre in ambito pratico, sia per una certa barriera da un punto di vista linguistico, di dialogo, perché mi rendo conto che sono due mondi che operano e parlano linguaggi diversi, e non voglio dire che gli universitari siano migliori o quelli che fanno ricerca, semplicemente che il dialogo non è ancora del tutto possibile da una parte e dall'altra parte bisogna che questi sistemi siano effettivamente validati, quindi questa è un po' la sfida di questo piccolo progetto e questo arco temporale che ci rimane, vedremo se ci darà ragione. Ecco, ringrazio in particolar modo ancora una volta l'Associazione Allevatori e Giovanni Cadel, che lo vedo in sala, che è sempre un grandissimo piacere, perché effettivamente è stato un po' l'inizio di tutta, anche del progetto Agile, per quanto riguarda le attività e le competenze che sono state sviluppate a utile. Io a questo punto passo immediatamente la parola per andare avanti e poi alla dottoressa Simoncini che ci presenta le altre meraviglie tecnologiche in ambito di processo produttivo e dopodiché se abbiamo un 5-10 minuti, credo se volete fare degli interventi saranno quanto mai graditi. Grazie. E dunque, come già preannunciato, vi presenterò appunto qualche risultato nell'ambito dell'applicazione di queste tecnologie innovative. Vi svelo il significato dell'acronimo ProSuite. Pro è stato inserito diciamo con una doppia valenza, con il termine pro nel senso di a favore di e pro anche nel senso di progresso, quindi proprio legato alla possibilità di utilizzare delle tecnologie innovative a supporto della filiera suinicola italiana e da lì su IT. Quindi brevemente vi presento, io faccio parte del Dipartimento Carni della Stazione Sperimentale, non so se la conoscete tutti, è un ente di ricerca che fa ricerca applicata a supporto dell'industria delle conserve alimentari. Abbiamo diverse competenze, quindi dipartimenti che si occupano di carne, conserve ittiche e conserve vegetali e tanti altri dipartimenti più trasversali che si occupano appunto di tutti quelli che sono i prodotti di conserve alimentari, quindi consumer science, imballaggi, eccetera, eccetera. Ma entriamo diciamo nel tema che più ci interessa. Il titolo diceva a supporto della qualità dei prosciutti DOP. Quando si parla di qualità dei prosciutti non si può assolutamente prescindere da uno degli ingredienti, anzi per la maggior parte l'unico ingrediente che viene utilizzato nella lavorazione di questi prodotti e che è appunto il sale. Il sale, come vedete da questa nuvola di parole, ha effetti su tantissimi ambiti, in primis sulla sicurezza e sulla conservabilità del prodotto, modula quelli che sono tutti gli aspetti organolettici, quindi il sapore, l'aroma, la consistenza, che poi determinano una certa preferenza o accettabilità da parte del consumatore. È scritto in modo più grande la parola salute perché oggigiorno sappiamo benissimo quali sono i risvolti legati a un consumo eccessivo di sale, per cui oggi il consumatore è molto più attento a questo aspetto, anche perché lo stesso ingrediente sale è obbligatoriamente presente in etichetta. Da qui quindi diciamo l'esigenza di avere sicuramente delle produzioni
che evitino eccessi e carenze nei contenuti di sale, soprattutto appunto per tutti i risvolti che abbiamo visto a livello appunto in primis della sicurezza e poi a tutte le influenze che ha diciamo, il sale sui diversi aspetti, e quindi diciamo, l'esigenza è di arrivare a dei contenuti di sale sempre più omogenei. Quando si parla di sale, di salagione, i fattori che possono influire sul suo assorbimento sono veramente molteplici. Abbiamo sicuramente quelli ascritti alle caratteristiche della materia prima, abbiamo quelli legati alle condizioni di lavorazione in termini di condizioni ambientali, durate delle fasi, e tanti altri molto magari più difficili da controllare, come la stagionalità, la manualità, eccetera eccetera. È stato citato in precedenza il progetto che diciamo viene prima di ProSuite, quindi Ager Epijet, e nell'ambito di questo, proprio nell'ambito di questo progetto, in uno studio di processo, è stato possibile rilevare, sottolineare di più l'importanza del controllare due fra i fattori chiave nel controllo di processo di salagione, ovvero le caratteristiche della materia prima in termini di peso e di quantità di magro e di grasso, e il controllo del sale durante il processo di salagione. Questo per quale motivo? Perché l'obiettivo è quello appunto di centrare il target sale che ogni azienda diciamo si pone come appunto obiettivo. Quali possono essere le strategie? Essenzialmente due, cioè quello di ridurre il contenuto medio di sale, come vediamo in questo primo grafico, dove viene ridotto essenzialmente, come vediamo del passaggio del grafico blu al grafico rosso, la media, quindi il valore medio che si trova appunto segnato dalla nostra linea. Quello che rimane invece simile, in quel caso lì, è la variazione. Cosa possiamo fare? Possiamo, oltre che ridurre il contenuto di sale, anche ridurre la variabilità, quindi la maggior parte dei nostri campioni dei nostri prodotti avranno un valore più vicino al valore medio. Okay? A tale scopo, negli ultimi anni, quindi scusate, faccio un passaggio indietro, per centrare gli obiettivi che dicevamo prima, cos'è necessario avere? Sicuramente avere dei controlli in salagione che siano dei controlli molto più tempestivi e essenzialmente anche non distruttivi, per poterli fare su un numero di campioni che sia il più elevato possibile. Da qui il supporto negli ultimi anni della ricerca. La ricerca internazionale ha proposto tantissime tecnologie che possono dare determinate informazioni sulla quantità di sale e sul controllo del sale. Strumentazioni come il CT scanner, come il NIR, come i raggi X, tutte strumentazioni che però hanno delle grosse limitazioni a livello applicativo nelle industrie, legati agli elevati costi, all'ingombro di strumentazioni che sono in effetti insomma, di dimensioni non spesso compatibili con la lavorazione, e anche l'utilizzo e la necessità di avere degli addetti che fossero degli operai qualificati per l'utilizzo di queste strumentazioni. La nostra scelta è ricaduta invece su un'altra strumentazione, che è questo AM Inspector, che è stato citato in precedenza, prodotto da una ditta spagnola, che si basa invece sulla induzione magnetica. Perché proprio questa strumentazione? Diciamo che due sono state in modo particolare le prerogative che ci hanno spinto ad utilizzare questo tipo di tecnologia. Innanzitutto quello che vi dicevo prima, quindi la possibilità di fare delle misure in modo molto rapido e in modo non distruttivo. La seconda, cioè quella di poter utilizzare la medesima strumentazione che potesse fare misure sia sulla materia prima, quindi sulla coscia fresca, sia sulla coscia durante la salagione fino ad arrivare al riposo. Qui vi ho portato
riportato in rosso quelle che sono i parametri che questa strumentazione è in grado di registrare. Come vedete, in tutti i casi, quindi sia nel caso del fresco fino al riposo, i parametri che questa strumentazione è in grado di registrare sono il peso e, nel caso del fresco, stimare la concentrazione di magro, la percentuale di magro della coscia, e nel caso invece della salagione la percentuale di sale. Questa macchina, diciamo, è stata modulata fino alla fine della salagione per poter leggere il contenuto di sale fino alla fine della salagione. Stiamo provando ad implementarla anche nella fase del riposo, perché ovviamente è interessante poter avere appunto una stima anche in questa fase, non solo legata al solo contenuto di sale, ma anche per approfondire un aspetto importante che è quello della valutazione dell'attività dell'acqua. Sappiamo che per passare un prodotto dalla fase fredda alla fase calda è importante controllare nei punti più sfavoriti del prodotto il valore di attività dell'acqua. E questo lo si fa ad oggi in maniera ovviamente distruttiva e su un numero limitato di prosciutti. Quindi stiamo cercando di implementare questa strumentazione appunto per poter trarne informazioni in questo senso anche nella fase di riposo. Allora, vediamo se riesco a farlo partire. Sì. Riporto brevemente quello che è l'utilizzo della strumentazione. Come vi dicevo, le dimensioni sono assolutamente compatibili con una linea di produzione. Il prosciutto viene appoggiato sul nastro trasportatore, in pochi secondi passa all'interno di questo scanner che non ha bisogno di nessun tipo di schermatura e la nostra strumentazione ci elabora una risposta, un dato in termini di percentuale di magro nel caso del prosciutto fresco e di sale nel caso invece del prosciutto in fase di salagione. Dopo vi spiego anche bene come. È presente poi integrato un lettore a codice a barra che ci dà la possibilità, e anche questo è un altro vantaggio, cioè quello di poter tracciare il prosciutto pezzo per pezzo, quindi poter conoscere di ogni prosciutto la percentuale di magro e di grasso e lo stesso seguirlo poi durante le fasi successive di salagione. Una bilancia automatica integrata che quindi ci può misurare il peso e una sonda di temperatura, perché questo tipo di tecnologia e l'induzione magnetica è fortemente influenzata dalle condizioni di temperatura del prodotto, e quindi è importante che il nostro prodotto sia a una temperatura costante e quindi è importante appunto tenerne conto e misurarla. Questo sistema, come vi dicevo prima, ci fornisce direttamente, una volta che viene acquisito il segnale, questo segnale elabora subito un dato, e quello che noi leggiamo banalmente sullo schermo è già un dato di appunto magro o contenuto di sale. Com'è possibile questo? Il sistema deve essere ovviamente preventivamente calibrato. La calibrazione non è altro che un passaggio, quindi una scansione di un determinato numero di prosciutti, sia freschi che durante la salagione. I prosciutti dopo scansione vengono acquisiti i segnali, vengono poi sezionati e analizzati chimicamente. I dati quindi vengono correlati ed elaborati in modo tale da estrapolare e ottenere dei modelli predittivi. Questi modelli predittivi vengono poi inseriti nella programmazione del software, che quindi una volta inserito noi passiamo il nostro prosciutto e ci dà la stima non distruttiva dei nostri due parametri. Come vi dicevo prima, il magro e il sale. Qui vi ho riportato gli errori che commette oggi che sono stimati oggi dallo strumento nel caso del magro e nel caso del sale. Quindi la stima del valore che lui dà è un più o meno 1,7% nel caso del magro, 0,2% nel caso della stima del sale.
Eccoci quindi nell'ambito più stretto del progetto ProSuite, quindi qui ci si pone l'obiettivo di trasferire all'impresa e quindi nello specifico ai produttori, in questo caso di prosciutti DOP, i risultati della ricerca affinché possano darvi una concreta applicazione in linea e anche uno studio appunto dell'applicabilità di questa strumentazione in linea per rivelarne le criticità ovviamente, ma anche le potenzialità adattate alle esigenze di ciascun stabilimento. Per cui grazie alla disponibilità di 3 stabilimenti produttori di prosciutto di Parma e di uno stabilimento produttore di San Daniele abbiamo potuto concretizzare questa applicazione in linea. Tutti questi poi caratteri fenotipici, quindi il peso, il magro, il sale, tutti i calipeso che sono stimati, verranno poi utilizzati per andare a ricercare quelle che sono le associazioni con i marcatori genetici. Qui velocemente riportato soltanto alcuni spot, quindi quello che vi ho già un po' spiegato, la parte di tracciabilità, le misure che vengono fatte sui prosciutti freschi, quindi ogni prosciutto è tracciato con il proprio codice a barra, scansionato da fresco stimando il peso e il magro e poi seguito durante la salagione sia al ripasso sia alla fine del primo sale per ottenere appunto i dati di peso e i dati di sale in lavorazione. Ad oggi abbiamo fatto 3 stabilimenti su 4, più di 300 prosciutti sono stati scansionati ad ogni fase, 40 sono stati analizzati e 230 sono i prelievi che sono stati fatti per poi correlarli appunto per l'analisi genomica. Qui ho riportato 2 grafici, vediamo la stima del contenuto ad oggi, del contenuto di magro e di sale. Come vedete sia insomma il confronto fra i valori stimati e i valori analitici direi che è assolutamente soddisfacente, per cui c'è assolutamente una buona corrispondenza fra quello che è il valore stimato, quindi quello che esce dalla scansione dei nostri prosciutti, e quello che invece è il valore analitico, sia per quanto riguarda il magro sia per quanto riguarda il sale valutato al ripasso, quindi alla fine del primo sale, che non a fine salagione. Ho riportato un esempio di quelle che possono essere appunto le potenzialità di un controllo del processo attraverso l'utilizzo di questa strumentazione. In alto vedete nuovamente schematizzato quello che è il passaggio, quindi banalmente una lettura del codice barra e una scansione, il file di output che è un file di Excel poi facilmente utilizzabile e elaborabile da ogni singola azienda, poi secondo le proprie esigenze. È un po' sfocato, comunque si riporta essenzialmente il peso del prosciutto, il segnale, e in grigio quello che vedete in fondo è il valore di sale che viene stimato. Abbiamo, come vi dicevo prima, concluso la sperimentazione su tre realtà produttive, 3 stabilimenti. Vi ho riportato qui un grafico. Quello che vedete sono in ordinata la quantità di sale, e tutti i puntini che sono rappresentati sono i singoli prosciutti che sono stati analizzati e scansionati, quindi all'incirca 100 per ognuno di questi stabilimenti. In rosso ho riportato quello che potenzialmente potrebbe essere il target di ogni singolo stabilimento, quindi a seconda delle esigenze di ogni singolo stabilimento ognuno avrà il proprio obiettivo. Quello che permette di fare questo controllo in linea, questo controllo di processo, è quello di verificare come i miei puntini, tutti i miei campioni si posizionano rispetto al mio target. Per cui possiamo vedere ad esempio lo stabilimento 1, che ha sicuramente un target più basso perché è una propria scelta produttiva,
e una determinata variazione del contenuto di sale intorno a questo target. Lo stabilimento, ad esempio 2 e 3, hanno sì lo stesso target, quindi la stessa media, diciamo, dei campioni a cui aspirano, però quello che notiamo è che hanno una dispersione molto diversa, per cui se ciascuno stabilimento poi si pone, oltre che il target, dei limiti oltre al quale appunto non è, diciamo, vogliono tenere sotto controllo i loro prodotti, questo ti permette di farlo su un numero notevole di campioni e quindi poi di poter correggere la tua lavorazione. Immaginiamola ad esempio se questa valutazione venisse fatta alla fine del primo sale, per cui c'è ancora modo, ad esempio nel secondo sale, di poter rientrare e rimodulare quelli che sono poi le variazioni intorno al target aziendale. E velocemente un altro aspetto che è stato preso in considerazione all'interno del progetto ProSuite è quello legato al miglioramento del profilo nutrizionale. In particolare ormai la bibliografia è piena, molto ricca, diciamo, di questi argomenti. I prosciutti, in particolare i prosciutti tipici, sono fonti molto importanti di biopeptidi. Cosa sono i biopeptidi funzionali? Sono dei peptidi a basso peso molecolare che vengono ottenuti dal processo di proteolisi che si verifica naturalmente durante la stagionatura del prodotto e che vengono, diciamo, definiti bioattivi perché hanno delle influenze positive a livello fisiologico nell'uomo. In realtà, quindi qui abbiamo schematizzato tutti quelli che possono essere gli effetti positivi, in particolare antiipertensivo, antiossidante, che oggi si sentono nominare molto spesso. In realtà la presenza di questi peptidi deve tenere conto anche di un altro aspetto, che non è solo l'accumulo nel prodotto, ma anche quello che può succedere dopo il consumo del prodotto. Quindi poter valutare cosa succede dopo l'ingestione, quindi come questi peptidi vengono liberati nel tratto gastrointestinale e come questi vengono modulati ed assorbiti. Si è occupato di questo aspetto in particolare l'Università di Parma, in particolare il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco nella persona del professor Galaverna. Gli ambiti appunto specifici richiamano assolutamente le loro competenze in questo senso, in termini sia di know-how sia ovviamente di dotazioni analitiche in grado di sostenere analisi di questo tipo. Vi ho riportato adesso brevemente quelli che possono essere i potenziali effetti benefici di questi peptidi. Quello che vedete qui schematizzato, che cercherò di spiegarvi in modo semplice, è legato al prodotto, quindi quello che vi dicevo prima, l'accumulo di peptidi che hanno un effetto positivo già presenti nel prodotto. Possiamo vedere da questo grafico come in caso di contenuto di sale molto elevato, quindi siamo in questa zona, la proteolisi è bassa e quindi il contenuto di questi peptidi è decisamente inferiore, per cui sia l'attività antiossidante, che è riportata nel primo grafico, sia quella antiipertensiva nel secondo sono basse. Mano a mano che il contenuto di sale diminuisce, la proteolisi aumenta e questa promuove la generazione di peptidi positivi. Qual è l'altro aspetto? Però, come dicevamo prima, questo è quello che avviene nel prodotto, ma dobbiamo tenere presente anche di quello che può succedere dopo ingestione del prodotto. All'interno del progetto ProSuite abbiamo l'obiettivo di prendere in considerazione diversi prodotti, prosciutti DOP a diverse stagionature, diverse quantità di sale, che verranno analizzati sia
per il contenuto peptidico nel prodotto, sia dopo simulando una digestione e quindi ricavati i peptidi bioattivi. Dai primi risultati che sono stati ottenuti in termini di digeriti, quindi del prodotto dei peptidi che sono stati ottenuti dal prodotto dopo digestione, sono già stati, diciamo, ottenuti dei risultati interessanti. In questo grafico si vede molto bene come appunto il profilo peptidico dei prosciutti dopo digestione vari con la stagionatura. Abbiamo separato, si vede benissimo appunto la separazione fra la stagionatura 1, che era la stagionatura più bassa, e la stagionatura 2, quindi appunto questo profilo peptidico riesce a discriminare i campioni a diverse... Faccio solo una domanda. Sì. Che differenza c'è tra le due stagionature come tempi di stagionatura? Come tempi di stagionatura c'è un delta di 4-5 mesi, quindi insomma è la stagionatura 1 è più bassa, la stagionatura 2 è la più alta. Sì, sono 4-5 mesi. Poi c'è il professor Galavero sì. ulteriori.